Eccellenza, a distanza di tanti anni la domanda sorge spontanea. È stato davvero un gesto eroico quello compiuto da Pietro Ivanonava? Beh, sicuramente sì. È stato un gesto di grande civiltà, di grande coraggio, che denota veramente un senso civico non comune. Una persona che si è trovata un po' suo malgrado in questa situazione, ma io credo che non abbia esitato veramente a fare fino in fondo il suo dovere, anche se questo ha comportato uno stravolgimento della sua vita. Quindi io credo che questa comunità in particolare gli deve essere veramente grata. Forse il paese stesso gli deve essere grato, perché lui ha dovuto cambiare, stravolgere completamente l'esistenza sua e della sua famiglia, eppure non ha esitato ad andare fino in fondo. Quindi è un gesto di riconoscimento dovuto. Io credo che l'amministrazione comunale ha fatto benissimo a prendere questa decisione. Quando il sindaco me l'ha comunicata io sono stata felicissima di poter dare il mio contributo. Faremo questa consegna simbolica, poi sarà mia cura farlo avere personalmente al signor Nava, che come sapete oggi non si chiama più neanche così. Ha infranto il muro dell'omertà, perché spesso si dice non vedo, non sento, non parlo, invece lui ha visto, ha sentito e ha parlato. Lui ha visto, ha sentito, ha parlato, dall'inizio probabilmente non sapeva neanche che si trattava di un giudice, di un magistrato, ma spontaneamente, in maniera, come dire, come un gesto di assoluta normalità, quello che tutti noi che dovremmo fare, quello che tutti i cittadini dovrebbero fare, è andato e ha denunciato quello che aveva visto. Quindi io credo che in questa normalità, ecco, in questa normalità sta la specificità, la grandezza di questa persona. Noi dobbiamo sempre augurarci che non ci deve essere bisogno di persone così, a cui noi dovremmo essere eternamente grati. Una lodevole ed importante iniziativa che restituisce dignità e voce a chi per tanti anni non ha avuto né un volto né una voce. È un gesto importante quello del Comune di Canicattì, è un gesto significativo che va nel solco di quello che è il percorso di legalità che nel tempo è stato costruito da questa città. Beh, è sicuramente un gesto importante quello che ha voluto compiere, è un gesto importante anche che ha consentito poi alle indagini di svilupparsi nella maniera in cui si sono sviluppate e di assicurare alla giustizia dei feroci criminali. Sì, un dono molto gradito da parte di Salvatore Borsellino, che ha donato alla città di Canicattì una copia dell'agenda rossa, della famosa agenda rossa del giudice, tramite una nostra concittadina Nicla Latorre, che si è fatta portavoce, e per questo appunto rivolgo a Salvatore Borsellino un ringraziamento per aver pensato alla città di Canicattì proprio in questo periodo nel quale quest'anno Canicattì torna alla ribalta per notizie positive relative ai giudici, il nostro giudice Beato Livatino, il nostro giudice Saetta. Ricordo che lo scorso anno nell'edizione dei collegamenti 2020 abbiamo avuto ospite anche Fiammetta Borsellino nella nostra attività di tutta una serie di iniziative che abbiamo svolto lo scorso anno. Questo è un segno molto gradito, un dono molto gradito che accettiamo con gratitudine, e ringraziamo Salvatore Borsellino. Sì, la figura di Piero Ivanonava credo che sia molto emblematica. È uno che di fatto è morto quel 21 settembre 1990 insieme a Rosario Livatino, però è uno di quelli che continua a ripetere con molto orgoglio: rifarei tutto quello che ho fatto, nonostante abbia perso la famiglia, abbia perso il lavoro, abbia perso l'identità, abbia perso tutto, di fatto anche la stabilità, perché si muove continuamente. Credo che questo sia un messaggio molto forte, vuol dire che ancora c'è spazio anche per l'onestà, c'è spazio per la giustizia, per la verità. La testimonianza di Nava credo che debba essere veramente fatta conoscere anche soprattutto alle giovani generazioni, perché questo è il futuro della nostra terra, è un futuro fatto di libertà, è un futuro fatto di orgoglio anche, è un futuro fatto di coraggio, non di mezze calzette che vivono tutta un'intera esistenza a capo chino per poter ossequiare i potenti di turno.